Buongiorno da Porto Tolle, continua la colletta alimentare organizzata dal Rotary Club di Portoviro Delta Po, a favore dell'associazione Luce sul Mare Onlus di Porto Tolle. Questa volta sono coinvolti due punti vendita, il supermercato Eurospin di Catiepolo, in via Matteotti, e il mini market CRAI di Scardovari, in via Roma 82. Ascoltiamo il presidente del Rotary Club Portoviro Delta del Po, Stefano Pesante, con i suoi ospiti e i suoi collaboratori. Buongiorno a tutti, ovviamente io sono appunto Stefano Pesante, presidente del Rotary Club Portoviro Delta Po, che sono qui con Bonafè Giovanni e Girello Flaviano dell'associazione La Luce sul Mare. L'iniziativa è partita dalla Onlus La Luce sul Mare assieme a Barriere Invisibili e Associazione Down Rovigo, e il Rotary Club Portoviro Delta Po ha apprezzato questa iniziativa di colletta alimentare per i disabili di Porto Tolle, e quindi abbiamo deciso di dare una mano. Il secondo evento che facciamo, il primo è stato fatto circa 15 giorni fa a Rosolina, lì parlando di Rosolina, presso un supermercato di Rosolina. La raccolta è andata molto bene, perché sono stati raccolti, mi pare, 8 quintali circa di alimenti, insomma, per i ragazzi qua della Onlus La Luce sul Mare, e oggi speriamo di ripetere la stessa cosa anche qui a Catiepolo. Oggi tra l'altro siamo presenti sia qui a Porto Tolle sia a Scardovari con altri soci della Onlus La Luce sul Mare e anche altri soci rotariani che saranno presenti sia questa mattina che oggi pomeriggio per questa iniziativa di presenza per far sentire la nostra presenza sul territorio. Quanti sono i ragazzi, Bonafè, che voi seguite nella vostra associazione? Attualmente ne abbiamo 21 che vengono un po' 7 sono di Porto Tolle e altri vengono dai comuni limitrofi come Portoviro, Taglio di Po, Ariano abbiamo. Addirittura noi abbiamo anche 2 ospiti che vengono dall'Emilia Romagna, vengono dalla provincia di Ferrara. E io ringrazio il presidente Stefano del Rotary Club che sì, l'iniziativa, come aveva anticipato prima, è stata una sinergia tra il Rotary Club e le nostre associazioni. Noi abbiamo chiesto aiuto, loro sono stati subito disponibili e abbiamo avuto una risposta grandissima sul territorio, e ringraziamo anche tutte le persone che hanno offerto, sia la prima iniziativa è questa che stiamo facendo adesso, che sta andando altrettanto bene come è andata la prima. Grazie a tutti.